Grazie Presidente. Cercando di stare sul tema e quindi mi sforzerò di lasciare fuori da questa discussione il tema dell'autonomia e dell'eventuale referendum. Avremo modo, spero, di parlarne. Mi lasci però aprire questa controreplica, come l'ha definita, esprimendo una profonda stigmatizzazione della comparsata del Presidente Zaia questa mattina. Io so che il Presidente deve venire in quest'Aula, lo definisce l'articolo 52 del nostro Statuto, per raccontare, rendicontare sullo stato di attuazione del programma e sulla situazione gestionale in occasione dell'apertura della sessione di bilancio. Ora, è chiaro che è un obbligo statutario a cui certamente il Presidente ha adempiuto stamattina, ma c'è modo e modo di adempiere a degli obblighi statutari. Già non lo vediamo mai e questo è irrispettoso dell'istituzione, oltre che del lavoro che tutti i consiglieri fanno qua. Ma arrivare senza anticipare la sua presenza, parlare un'ora e mezza senza dare le risposte che noi ci aspettavamo, che in parte ha dato anche oggi l'assessore Calzavara, restare pochi minuti e andarsene è un atteggiamento che può essere, diciamo, considerato adempiente rispetto all'obbligo formale, ma che ha trasformato una cosa seria, cioè il confronto che noi dovremmo avere con il Presidente della Regione, perlomeno sul bilancio e sugli atti di programmazione, sostanzialmente in una farsa inutile, sapendo che non c'è decisione che venga presa sul bilancio della Regione del Veneto che non sia voluta, vagliata e indirizzata dal Presidente di Regione stesso. Cioè, è come dire, vi lascio qua 50 persone che se la raccontano e se la dicono, tanto le decisioni le prendo io da un'altra parte come e quando voglio. Guardate, io col massimo rispetto per tutti mi ribello a questo atteggiamento. Mi dispiace che i consiglieri di maggioranza giudichino questo atteggiamento rispettoso, perché secondo me rispettoso non è, non soltanto perché non ascolta me o i colleghi di minoranza, ma perché sembra che il confronto che noi da diversi giorni e per diversi giorni ancora faticosamente proviamo a fare sia del tutto inutile agli occhi del Presidente. Perché è arrivato e non ha dato, ripeto, alcuna risposta alle tante questioni che gli abbiamo posto e che gli avremmo potuto porre se si fosse degnato di restare ad ascoltare ogni tanto cosa abbiamo da dirgli, e perché ha rappresentato, ma del resto è fisiologico che sia così quando in quest'Aula non si viene mai e quando si guarda, diciamo, con uno sguardo strabico la realtà che si attraversa, ha rappresentato una narrazione che non è quella che secondo me noi faticosamente, ripeto, stiamo provando a mettere in scena in questi giorni. Perché questa volontà di contrapposizione, che è l'unica logica, l'unico atteggiamento politico che conosce il Presidente Zaia, è quello di impostare il suo racconto su una logica noi e voi, o con me o contro di me. Non c'è mai col Presidente Zaia la possibilità di aprire un confronto, possibilmente proficuo. E quindi, non potendo essere un confronto nel merito, addirittura adesso, oggi, ha inaugurato la fase della contrapposizione per presunzione. E quindi, senza entrare nel merito, senza dare risposte, senza offrire prospettiva, diventa tutta una discussione tra centrodestra e centrosinistra, tra letture della società veneta, tra prospettive diverse, gli ottimisti contro i pessimisti. Guardate, io capisco che la politica, quella che va di moda adesso, quella che funziona probabilmente, è anche la politica delle semplificazioni, però io penso stiamo veramente esagerando a questo punto. E sono 4 anni che sentiamo questa narrazione distorta, che, guardate bene, perché mi pare pericolosa, oltre che ingenerosa? Perché la lettura ottimisti contro pessimisti sottende in realtà la lettura dei vincenti contro gli sconfitti, che dentro quest'Aula risuona nelle parole di tanti che dicono beh, ma tanto voi perderete sempre, ma che fuori da quest'Aula diventa un giudizio di legittimità all'esistenza per chi sfortunato lo è davvero.
Tant'è che nel vostro racconto di vincenti ottimisti il disagio, la fragilità, la difficoltà, il pericolo non ci sono, perché non fa figo parlare delle sfighe e degli sfigati. E gli elettori invece vogliono i modelli vincenti. Del resto, se scorrete la bacheca della pagina Instagram del presidente Zaia, è una celebrazione continua dei vincenti. La medaglia d'oro al il miglior tartufo del mondo, il tiramisù più buono, la sciatrice più brava. Non c'è mai una volta in cui viene celebrato il risultato di chi parte indietro e ce la fa, perché è il racconto del vincente, che non solo non vede, ma non considera l'altro diverso da sé. E guardate, sul piano, anche se pensate della coesione sociale, è un approccio molto pericoloso, che divide la società, che distingue, che allontana, che appunto va esattamente nella direzione opposta rispetto a quella a cui vi abbiamo chiesto di darci una mano a lavorare in questi anni, e cioè di riavvicinare invece le posizioni, che non c'è lo sfortunato e il vincente, ma ci sono le persone che hanno dei periodi buoni e dei periodi meno buoni, e che tutte, sia le vincenti che non, hanno bisogno di un supporto. Io penso che adesso sia finita questa fase qua, cioè per me è finita, io rifiuto questa lettura e questa semplificazione. E mi appello, diciamo così, approfittando dell'assenza del presidente Zaia, al senso di realtà che quest'Aula invece in molti casi ha provato a percorrere. Perché se è vero, e qua ha ragione il presidente, che non va tutto male, ha ragione, è anche vero che non va tutto bene. Non va tutto bene. E allora io vi chiedo, proprio per partire con questa discussione sul bilancio utile, perché se è tutto voi siete gli sfigati e noi siamo quelli che hanno i voti, vinciamo, resterete all'opposizione per sempre, la chiudiamo qua, la tiriamo lunga finché possiamo e basta. Se invece discutiamo sperando insomma di ascoltarci reciprocamente, vi chiedo davvero di fare uno sforzo insieme a noi, di tenere una fotografia in mente quando parliamo dei soldi dei veneti, che provi a tenere insieme tutto. E quando parliamo di imprese, parliamo sì delle eccellenze, ce ne sono tantissime. Alcune delle aziende leader in questo momento a livello nazionale nascono qui, vivono qui. Parliamo pure del distretto degli scarponi da sci di Belluno, che è sicuramente un'eccellenza, peraltro il Montebelluna, collegavo lo sci a Belluno per ragioni, che è sicuramente un'eccellenza, però dobbiamo ricordare che esiste anche il calzaturificio della Riviera del Brenta, che non ha le stesse fortune dello scarpone da sci di Montebelluna, e se io dico che il calzaturificio della Riviera del Brenta è in crisi, non sto negando l'esistenza dell'eccellenza di Montebelluna. Il problema che noi vi abbiamo sottoposto è che queste poche e pregiate eccellenze sono sempre di meno, e invece quelle tante imprese in difficoltà tendono ad essere sempre di più. Primo problema. Il secondo problema è che la distanza tra le eccellenze e chi fa più fatica si sta allargando. E mentre prima erano vicini un po' perché il distretto, la filiera coinvolgeva, oggi che le catene del valore si spostano dal Veneto e vanno in Cina, in India, in Germania, quella filiera non esiste più, non tiene più, e l'eccellenza si restringe. Quando vi diciamo che la sanità ha dei problemi, non stiamo dicendo che non è importante l'operazione a cuore aperto, il macchinario, che non, come dire, sollecita anche a noi aspettativa l'idea che l'intelligenza artificiale ci consenta di farci misurare la pressione stando a casa. Ma non possiamo non dirvi che nel contempo ci sono in questa regione 650 zone carenti di persone che non hanno il medico di medicina generale. Una cosa non nega l'altra, ma noi nella fotografia le dobbiamo tenere insieme tutte. Quando diciamo che la nostra è una regione ricca di welfare sociale, che si fonda sulla generosità della nostra gente, non possiamo non dirvi anche che quel welfare sociale si sta consumando e impoverendo nel tempo, e che lascia scoperte ampie
fette di società rispetto al tema della vulnerabilità. Quando parliamo di lotta al cambiamento climatico, non stiamo dicendo che non avete fatto niente in questi anni, vi stiamo però dicendo che tutto quello che abbiamo fatto non è sufficiente e che bisogna fare di più e forse anche qualcosa di diverso. E io non penso che questo Consiglio regionale si possa accontentare per 5 anni consecutivi di sentire soltanto il racconto delle Olimpiadi, della gara vincente, della sfida vinta. Qualcuno qualche anno fa, parlando della propria esperienza personale, ha detto dell'underdog, no? L'eccezione che ce la fa, l'unico che ci arriva, il grande risultato. Quando la stragrande maggioranza delle persone che magari apprezzeranno le Olimpiadi ha altri problemi. E io davvero sfido chiunque ad andare a spiegare ad una persona che non ha i soldi per curarsi, battergli sulla spalla e dire ma dai, a febbraio ci sono le Olimpiadi. Questo non vuol dire che le Olimpiadi non siano utili, anzi, dico di più, questo non vuol dire che tutti noi speriamo che le Olimpiadi siano una grande occasione di rilancio del nostro Veneto. Così come tutti noi speriamo che la strada pedemontana veneta sia davvero, come ha detto il Presidente oggi, un investimento fruttuoso, un affare oggi ha detto, no? Ma nel frattempo sarà nostro diritto chiedere chi la paga. Chi la paga? È un po' nel racconto che ha fatto oggi il Presidente Zaia, mi è venuto in mente quando la Vicepresidente Luisetto richiamava il passaggio sulla foto di famiglia, quando due fidanzati si lasciano, no? E hanno la foto in cui sono insieme, tagliano la parte dove c'è l'ex fidanzato o l'ex fidanzata che non vogliamo più vedere, o il cane in mezzo, insomma, cose così. È la stessa roba, il Presidente Zaia guarda la regione e fa così, fa la fotografia e taglia via le cose che a lui non va bene vedere, non torna comodo vedere, non sono coerenti con la sua lettura della società vincente che lui interpreta. Perché ha ragione la collega Venturini, la società corrisponde ai leader che la rappresentano e molto spesso, quando insomma la cosa diventa un po' patologica, succede che il leader pretende che la società, di vedere nella società solo la parte in cui lui si riconosce. È per questo che il Presidente ci racconta sempre dei suoi successi ed è per questo che pensa che la regione debba essere fatta solo di persone e scommesse di successo. E allora tornerei per riportare insomma la discussione in una foto di famiglia nella quale tutti, anche noi sfigati, ci riconosciamo e ci ritroviamo, perché vi piaccia o non vi piaccia, nella foto della famiglia del Veneto ci sono anche le minoranze. Tornerei su alcuni punti, provando a stare su dei dati oggettivi, perché io davvero non sono disponibile a discutere dell'andamento macroeconomico della nostra regione guardando il traffico sull'autostrada A4, perché adesso onestamente mi ha tanto ricordato, non so se anche a voi ha fatto venire in mente questa cosa, durante la grandissima crisi del 2008 che ha travolto non solo l'Italia ma il mondo intero, il presidente Berlusconi che diceva ma quale crisi? I ristoranti sono pieni e tutti abbiamo riso e tutti abbiamo detto ma dove vive questo? Infatti ha durato poco. Ora, la stessa roba, la stessa roba. La crisi il presidente Zaia la vede in televisione. Noi probabilmente la tocchiamo con mano. Chi scende da Marte, collega Baldin, sulla Terra si accorge che al netto del traffico sull'A4 e noi speriamo anche sulla pedemontana, la crisi c'è e se non interveniamo rischia di aggravarsi. Allora, 4 temi, 3 anzi. Il punto numero 1, perché su questo il presidente Zaia è stato parecchio elusivo. Cosa rispondiamo alle legittime critiche delle rappresentanze datoriali? Io, durante le audizioni di ottobre, l'ho anche dichiarato ai giornali, non ho visto sorrisi. Già allora le associazioni di categoria si erano dichiarati preoccupati per questo inasprimento fiscale ed è fisiologico, Assessore Calzavara, che se già
in prima battuta dico che non sono contenta dell'IRAP e dopo una settimana, un mese, con un emendamento di giunta, senza che fosse stato loro anticipato, incremento ulteriormente l'intervento fiscale, è ovvio che dalla fase non sono proprio contenta alla fase mi girano un po', è fisiologico che si registri, no? Così come ritengo sinceramente ingeneroso dire alle categorie economiche del Veneto, vabbè, ma tanto quelle che sono contro ci sarebbero stati contro sempre, perché io non ricordo in questi 4-5 anni una parola delle categorie economiche contro una cosa fatta dalla Regione del Veneto, neanche quelle che hanno mandato la lettera in copia e incolla. Sono sempre venuti a dire che andava tutto bene. E io non lo so, collega Formaggio, se a Natale è verosimile che accada, le imprese si dimenticheranno della manovra di cui stiamo discutendo oggi. Secondo me a fine giugno col primo... Può essere, può essere, può essere, ma infatti delle volte le battaglie in politica non si fanno soltanto per rincorrere il consenso, ma perché si è convinti di quello che si dice, ma mi rendo conto è un argomento che con lei fatico a trovarmi d'accordo. Però ho come l'impressione che il 30 di giugno, quando dovranno pagare il primo acconto IRAP, magari qualcosina gli tornerà in mente. Quindi dico, cosa rispondiamo a queste imprese? È un tema cruciale che non possiamo, dicevo prima, sottovalutare. Seconda questione, cosa rispondiamo agli alleati di maggioranza, oltre che alle forze di opposizione, che dicono che su questo aspetto non sono d'accordo? Allargare le braccia e dire chi se ne frega, si può fare anche a meno, io penso, ovviamente figlio di questo atteggiamento arrogante che abbiamo imparato a conoscere del presidente Zaia in questi anni, ma non tiene conto della complessità. Peraltro, collega Pan, fate parte di un partito che diciamo ha vissuto fasi alterne sul piano del consenso, è sempre meglio non litigare con gli alleati dal mio punto di vista, però sul piano politico è un tema, perché la questione che pongono i colleghi di Forza Italia non è una questione di lana caprina, almeno io così l'ho intesa, è diciamo, la rivendicazione di un posizionamento politico storico di una forza che fa parte della vostra coalizione. Non riconoscere la legittimità di questa posizione è un problema serio, perché le coalizioni, pochi sono quelli che non hanno la tessera della Lega in tasca in quest'Aula, però tenere insieme una complessità di forze, una pluralità, richiede anche un po' di intelligenza politica e di capacità di confronto. Dire chi se ne frega, secondo me anche questo è indicativo del tasso di diciamo, capacità di governo che emerge da questa manovra. Terzo e ultimo punto, che è quello più interessante. Come pensiamo di andare avanti con questi conti? E mi fermo esattamente alle parole di cui ci ha parlato il presidente Zaia oggi. Il presidente Zaia oggi ha detto: da quando sono diventato presidente ho messo in atto una politica seria di controllo di gestione. Cioè mi sono messo lì e ho preteso da tutte le direzioni il controllo certosino di ogni fonte di spesa. Poi ha detto, abbiamo dal 2020, perlomeno da quando ci sono io, ma anche prima, adottato serie politiche di contenimento di debito. No sprechi, abbiamo eliminato tutti gli sprechi, abbiamo controllato la gestione, non abbiamo fatto debito. Nel frattempo ovviamente abbiamo inanellato una carrellata di successi. Cacchio, io mi aspetto dopo 5, 10, 15 anni di questa politica che le casse siano piene di soldi. Eppure, malgrado abbiate eliminato gli sprechi, fatto il controllo di gestione, rinunciato all'indebitamento, ci dice oggi il Presidente, da 500 milioni la spesa libera è scesa a 80. Signore e signori, se si è finito di raschiare il fondo, come si pensa di andare avanti? Se avete contenuto i costi, togliato gli sprechi, evitato gli indebitamenti e non abbiamo una lira, è come la famiglia che ha uno stipendio
e il primo anno dice quest'anno cambio la macchina, ne prendo una che consuma meno, l'anno prossimo salto le vacanze, l'anno dopo ancora cambio casa e ne compro una più piccola. Ma se ogni anno, malgrado tutti questi sacrifici, i soldi non bastano mai, vuol dire che c'è un problema strutturale di tenuta dei conti di questa regione. Di fronte a questa ammissione di aver esaurito i margini di manovra, che poi possiamo prendere un po' di fiato perché ci accorgiamo che possiamo prendere i milioni da CAV, che quest'anno erano 30, l'anno prossimo saranno 18, l'anno dopo ancora saranno 10, per cui non è che diciamo è festa tutti gli anni, quindi anche quello diciamo è un pezzo che si va a restringere. Se diamo per acquisito quello che ci avete detto voi, abbiamo esaurito i margini di manovra, cosa succede da qui in poi? Perché da così andrà a peggio, perché gli indicatori economici sono in peggioramento, perché le politiche di bilancio dell'Unione Europea ci fanno prefigurare per i prossimi 7 anni austerity, tagli e difficoltà, perché la grande crisi demografica, di cui si parla troppo poco in quest'Aula, costituirà il più grande taglio lineare alle politiche pubbliche nazionali. Su questo vi chiederei almeno l'educazione, non dico la serietà, di evitare di prendere in giro ulteriormente le imprese dicendo che questo aumento sarà una manovra temporanea, perché non ci crede nessuno, almeno non diciamolo, no? Almeno non diciamo. Allora e chiudo. In questo quadro noi vi chiediamo 2 cose e mezzo. La prima è l'onestà, almeno in quest'Aula, almeno quando non c'è il Presidente, diciamoci le cose come stanno, e cioè che siamo alla canna del gas. La seconda è la verità, tra cui appunto la non temporaneità della imposizione fiscale. Terza cosa, mezza cosa, la responsabilità. Se il quadro che ho fatto corrisponde al vero, bisogna agire, dal mio punto di vista, su 2 fronti. Assessore Calzavara e assessori presenti. Sguardo lungo. Io vi chiedo di smetterla con questa logica della nottata che deve passare, della difficoltà da scavallare, dell'intrigo di sbrigare una volta con CAV, una volta col governo che ci aiuta, sguardo lungo. Dove vogliamo portare il Veneto nei prossimi 5 anni? Noi abbiamo fatto oggi le nostre 5 proposte. Lo psicologo di base, la legge sui caregiver, le energie rinnovabili, gli interventi contro il maltempo, sono 5, ma ce ne possono essere altre 25, Formaggio ne avrà altre 5 diverse, ma quelle 5 lì, pensiamole oggi, pensando che anche chi viene dopo Zaia dovrà realizzare qualcosa. Sguardo lungo, non finisce con l'ottobre del 2025 la Regione del Veneto, sguardo lungo. E non vuol dire, sguardo lungo, dire che quello che c'è oggi fa tutto schifo. Vuol dire che domani vogliamo essere migliori di oggi e per farlo dobbiamo iniziare a lavorare oggi. Seconda richiesta che vi faccio, scelte chiare e intransigenti, perché le lezioni per fare il buon manager sono 2, il Presidente ne ha citato solo una è sicuramente spending review, stop agli sprechi, e secondo me è un lavoro da riprendere. Ma la seconda cosa che ti insegnano per essere un buon manager è fare scelte chiare nell'allocazione delle risorse, individuare delle priorità. Ne abbiamo anche su questo come gruppo del Partito Democratico indicato alcune, gli affitti per i giovani, le emergenze per il maltempo verso i comuni, i medici di medicina generale e la medicina del territorio, il tema delle aggressioni sul personale sanitario. Anche su questo sceglietene voi le vostre 4 priorità, ma la logica di continuare ad intervenire distribuendo a pioggia agli amici degli amici, ai cugini, agli zii, ai vicini le risorse è incoerente col quadro che abbiamo fatto finora. 600.000 euro per il Festival delle Regioni, bello, figata, io ci vengo, avrò un posto in prima fila, ma è proprio l'anno giusto
Perché se io non ho i soldi per pagare l'affitto della casa, è proprio l'anno giusto per spendere 600.000 euro per il Festival delle Regioni, 500.000 euro per il monastero di Castelfranco, il bando misterioso da 1 milione di euro per la sanità, i macelli pubblici per macellare i cinghiali, cioè proprio è l'urgenza, è l'urgenza, è l'urgenza, svariati milioni. A maggior ragione se in parte quelle risorse le prendiamo dalle imprese, che alla fine le imprese questo hanno detto, anche nell'ultima audizione, che pure erano arrabbiate, che pure vi hanno contestato, hanno detto almeno se proprio dovete, diteci qualcosa in cui credere, per cui ha senso sopportare questo sacrificio. Diamogli questo segnale, scegliete voi quale, ma nuovo, in più. Ecco, io credo che su questi temi dovremmo ragionare, se pensiamo che la sessione di bilancio in questa regione non sia, diciamo, un passaggio inutile, un passaggio a vuoto, un rito dove tanto le cose entrano in un modo ed escono esattamente nello stesso modo. Io penso, anche per annoiarci meno, visto che spero sia il nostro ultimo bilancio insieme, proviamo a cambiare metodo, perché per le ragioni che ho detto in premessa siamo molto preoccupati perché questo metodo, che non è di quest'anno, ma è quello che vi trascinate da 15 anni, sia un metodo che rischia di farci schiantare. Grazie.